Sì, sto ragazzo olandese, un fiastrofattone, quello che abbiamo visto ieri sopra il tetto, che ho apprezzato per una cosa che lo è così di natura. Cioè, tanti vanno su nel tetto per farsi la foto, per fare il video, eccetera. Lui non era al telefono con qualcuno, mentre parlava al telefono, è andato sopra il tetto, si è messo lì a guardare il lago. Questa cosa l'ho apprezzata. Questo qui prima girava con una vecchia Diane, molto vecchia, camperizzata. È un personaggio questo, fatelo vedere. Questo sì. Potrei anche prendere la Sony col suo mega microfono quando mi vengono le cose da dire qui in camper e guarda fuori mentre ti dico quando mi viene da dire le cose qui in camper. Sì, ti faccio vedere fuori perché è bello vedere questo connubio dell'interno di un camper con fuori il prato e il laghetto. È bello. No, ragazzo, no, perché perdo il filo, perdo l'estro. Un po' tipo come quando a femmina ti dice aspetta che devo farmi il bidet. No, te casca tutto. No, no, basta, non ho più voglia. Più. Ci riprovo a fare Kena Mobile per il telefono, non per il router ovviamente. Il router non si tocca, ha una tariffa che è mostruosa. E in quanto sembrerebbe che al momento, agosto 2025, Kena Mobile, che si appoggia su Reti Team, sia la tariffa a parte più conveniente, ma quella proprio qualitativamente migliore. Qua abbiamo 5 euro al mese, 4,99, 200 giga in 5G, con la possibilità, se si finisce i giga, di anticipare il rinnovo, cosa che dovrebbe essere ovvia, ma molti non ti danno. Riprovo con l'eSIM perché il mio telefono ha dei problemi quando lo lavi, non vede più la SIM per 8-10 ore e quindi proviamo con la eSIM. I caramba di Van Life, vedi tu? Vengono a controllare i gradini eccetera, vedi, perché fate i campi rom e dopo Dio buono, hai capito? Dopo l'ho detto. Dopo fate sì che rompono i coglioni a tutti, quindi comportatevi bene, no ste zingarate, porca puttana. Cioè che non c'è nulla di male, ma se siamo in tanti, c'è la sovrappopolazione, tutti facciamo le zingarate e diventa, trasformiamo la natura in campi rom e dopo ovvio che nessuno vuole più il camper, dai. Buon, ti spiego due robe in velocità. Siccome in montagna hanno anche bisogno di far soldini, di far cassa i vigili, i carabinieri eccetera, tu devi tenere il gradino chiuso, niente tavolini e sedie fuori, le finestre, quelle a compasso, chiuse. Tu puoi aprire solo quelle scorrevoli oppure quelle sopra il tetto, ovviamente tendalino chiuso, ok? Questo significa non campeggiare, sei perfettamente rispettoso dell'articolo 185 del codice della strada. Cosa significa? Che non possono darti la multa e non possono dirti niente, in quanto tu, rispettando queste regole descritte nell'articolo del codice della strada che ti ho appena menzionato, sei un'automobile, sei come un'automobile. Dopo quello che tu fai dentro la tua automobile sono fatti tuoi, hai capito? Boh, torno a fatturare e a mantenere lo stato. Se non si è capito, se non l'abbia spiegato correttamente, le zingarate vanno bene, ma dove non c'è nessuno, hai capito? No? Dove ci sono tanti camper, tanta gente, eccetera, tu ti metti là. Guarda, Dio Van Life, guarda, panni stesi, tavolini, biciclette, cosa hai, di tutto, porca puttana, a doccia addirittura, cioè vabbè, fioi. Ma neanche in area camper non ti lascia fare sta robe. È ovvio che dopo passi i cabi e ti cassa multa. Guarda, se scampa a metà Van Life, cioè non serve scappare, basta comportarsi bene, ragazzi, cioè che ti devi privare di ste robe. Nessuno te le priva, però neanche te devi obbligare gli altri a vedere un campo rom in questo bellissimo panorama. Ah sì, dimenticavo, anche i cunei non vanno bene. Il camper deve appoggiare sulle ruote, se non vuoi rotture di scatole e se non vuoi pagare la multa. Se invece vuoi pagare la multa, allora fai quello che vuoi. Guarda. Tutti li stanno passando. Gli ha detto, guarda, se dovete fare l'accampamento, di là c'è l'area picnic, ciao, arrivederci. Però quelli sono furbi. Quelli si sono messi nella panchina, adesso andranno a rompere le balle probabilmente a chi ha messo il tavolino. Giustamente gli ha detto, scusa, non sto campo rom, vedi?
andate di là. Ripeto, te l'ho già detto prima, non c'è assolutamente nulla di male, ma siamo in tanti, non puoi, hai capito? Cioè fa schifo vedere qua, vedere sto bel lago col campo rom. Cioè, già vedere le macchine, il camper, compreso il mio, è un pugno nell'occhio. Per di più, se dopo apriamo tendalini e facciamo appunto i campi rom con i sugamani fuori e robe, cioè che schifo, demo che fuoco era natura. Beh vabbè, forse sono anche un po' esagerati. C'era uno col cane libero, gliel'hanno preso, guarda, glielo stanno tenendo al guinzaglio, guarda. Cioè, non è un cane pericoloso, è un labrador là tranquillo che va avanti ai 2 all'ora. Cioè, guarda che scene. È tutt'altra gente, tutt'altro mondo, è simpaticissimo l'influencer qua, è venuto a dirmi guarda devo spostarmi un attimo col camper e siccome fa fumo magari chiudi un attimo le finestre. Ho apprezzato e in cambio gli ho detto dei bei posti tattici da andare a vedere. Ti trovi sul percorso migliore, dovresti arrivare a destinazione entro le ore 16:47. Boh, basta, ciao, arrivederci, mi sono rotto. Tutto bello, non si discute. Wow, l'audio è mostruoso! Ok, qua voto 9, veramente, molto meglio la Toto dell'autoradio della Sony che avevo prima. Tanta roba e non distorce un cazzo. Bellissimo. E come ogni buon Android si pianta. Non puoi neanche abbassare il volume, cioè devi spegnerlo di cattiveria, così purtroppo vedi Apple costa, ma c'è il motivo, porca troia. La soluzione ci sarebbe, basterebbe sbloccare la ROM, sarebbe il sistema operativo, per far sì di togliere tutto quel pattume di app inutili e di funzioni inutili e memorizzare e rendere memorizzabile ogni impostazione che tu metti, tipo disabilito la registrazione in tempo reale delle 2 dashcam e se voglio la attivo, hai capito? E così le risorse si liberano notevolmente. Però purtroppo vedo, e questa vabbè, è una cosa tipica dei cinesi, come si dice, quando fai notare delle cose, invece di dire grazie del feedback miglioriamo eccetera eccetera, no, si giustificano, è così e qua e là, gli altri utenti non hanno detto niente, così è, hai capito? C'era da aspettarselo, dai. Quindi la consiglio, non la consiglio, è un mercato ancora molto acerbo, ancora veramente molto acerbo. Bisognerebbe che Apple facesse questi dispositivi qua, ma dubito, dubito fortemente. Ah, che bel cane che abbiamo. Sei felice che sto una settimana qua con te? Sì. Adesso mi giri intorno, tipo i squai. Guarda che tipo. Sta ferma, sì, non sono una foca da mangiare. Sto cane. Sto con l'ufficio qua una settimana. Sei felice col giardino? Sei felice? No, faccio una pausa mantenimento dello stato, il che significa faccio una pausa fatturazione, che significa faccio una pausa lavoro. È un lavoro strano il mio, ma anche quello di tutti voi. Cioè noi praticamente lavoriamo e riceviamo un ricavo, però metà parte del ricavo va a noi che abbiamo lavorato e l'altra metà allo Stato che non fa un cazzo, cioè sì, in cassa, mi direi tu, ma ti morisse tutti impestati. Il suocero che mi manda in coma etilico. È una vita che volevo andarci, questo è il famoso spuntino di campagna, dopo ti racconto com'è. Velocità estrema proprio. So, l'ambiente è bellissimo, il cibo però niente di che, sai. Aspetta che c'è l'attimo altruismo, dove Alessia aiuta Tony a costruire e dipingere la casa, perché mentre io digerisco tutte le ombre no, non posso condividere con il pubblico. Aspetta, eccolo là, sto giocando un attimo con la misurazione dell'esposizione, rendiamoci conto che sto anche filmando con un telefonino. Guarda le montagne, che roba magiche, sono quasi false, tipo quelle della Paramount Pictures. Questo invece è un ricordo per me, è l'infographics che ho fatto ad Alessia per misurarle il nutrimento, quindi col cibo del mio amore, che è qua per lei, cioè che va oltre, è qua. E hai i suoi tempi.
è enorme. Siccome io e te siamo persone molto pragmatiche, alla fine del gioco, come esperienza, dici me lo consigli o non me lo consigli? Certo, assolutamente sì. È la cover degli 883. Senza problemi, senza limiti. Solita notte da Brooklyn e Bronx. Nel locale sta suonando un blues degli Stones. Lo skintivo al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas. Alla centrale della polizia, il commissario dice che volete che sia. Bella questa. Adesso vanno in giro a fare gli eroi, poi torneranno a casa un po' come noi. Fermate un attimo, all'automatico. Dormire, mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa, ma io non aprirò. Tutti mi dicevano vedrai, nel telefono quegli occhi tuoi visibili ancora. Un lapso in due, io e te, cercando una tettona barona che stessa storia, stesso posto, stesso bar. Del grande reale, gli anni di Epinese di Ralph, gli anni delle messe in compagnia, gli anni motorino sempre in due. Nella notte, un ritmo che ti prende nella notte, ti sembra di volare nella notte. 20 minuti altri in montagna, la donna, il sogno, il grande incubo. Questa notte incontrerò, non me la minare. Dici che di notte tu non riesci a dormire, perché io ti faccio fare brutte figure. Quando per scherzare prendo calci i tuoi ex, quando gioco a fare il batterista di tre. Dici sempre che io non mi so comportare, che non sono capace neanche di quegli argomenti da laureati, di cui parlano sempre tutti i tuoi amici sfigati. Pensavo sei tu, che mani tutti qui si provano, aspettano un tuo segno, intanto sperano che dal tuo essere amica nasca cosa, però non si ricordano il principio naturale che la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto. Giochi un po' con sommersa nella notte, perché non mi hai detto che non eri via. Non lo so, lancio qualche peso al cantinero che non parla mai. Accanto a me c'è un greco, uno straniero, mi chiede dove vai. Come va? Non so se Noi non ce ne andiamo. andiamo, sta storia lo sai. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Stessa gente che più dentro consuma poi va. Non lo so che faccio qui